Colli Ugani in provincia di Padova sono sicuramente un cuore verde del Veneto, ma hanno anche un'altra particolarità, sono anche un cuore letterario. Infatti penso proprio come pochissimi altri luoghi della nostra Italia sono stati attraversati in ogni epoca da scrittori che hanno non solo fatto una visita nei luoghi come per esempio Arqua Petrarca, ma li hanno talmente tanto amati che li hanno descritti in pagine di imperitura memoria. Infatti troviamo i Colli Ugani, Arqua Petrarca, ma tantissime altre località di questo territorio descritti in opere di Byron, Shelley, D'Annunzio, Foscolo, per arrivare anche ai nostri venetissimi Diego Valeri, Dino Buzzati e Andrea Zanzotto. Si è già pensato il percorso che inizia circa 20 anni fa nella valorizzazione di questi luoghi letterari e che ha avuto il suo culmine nella posa di alcune targhe letterarie. La targa è un momento evocativo perché fissa agli occhi dei visitatori delle parole che vanno a descrivere esattamente quello che il turista vede in quel posto. In pratica quindi un turista che sceglie di venire in questo luogo ad alta vocazione turistica per fortuna, però lo vuole leggere in un modo diverso e vuole trovare una struttura ricettiva particolarmente sensibile, che abbia magari un angolo dedicato proprio a questi libri, a questi autori, sedersi in un ristorante e poter leggere magari nella tovaglietta uno dei sonetti di Petrarca o mangiare un menù letterario. Quindi lo scopo è quello di mettere in rete le strutture ricettive, le imprese economiche, creando appunto un prodotto di turismo letterario.